Allora, sono qui con Carlo Sanson. Carlo, insomma, io e Filippo Bauce prima in cronaca diretta, insomma, abbiamo deciso di fare il Pantheon dei maghi, oltre al Dottor Strange, Mandrake e al Mago Silva, abbiamo messo dentro anche i due portieri. Carlo, che parata hai fatto all'ultimo? Sono situazioni che sono indescrivibili, si fa e basta. È una roba che viene spontanea, diciamo. Beh, sicuramente per chi lo fa come mestiere per 50 minuti, però noi veramente abbiamo visto che i portieri hanno veramente risposto presente in una partita spettacolare. E non c'è stata una fase di studio. Insomma, che partita hai visto te lì dai pali? Perché penso che tu abbia visto veramente una gran partita come abbiamo visto noi, no? Ho visto un'ottima partita da parte di tutte e due le squadre, abbiamo giocato veramente bene e speriamo di andare avanti così. E complimenti al portiere perché è stato bravissimo anche lui. Sì. Sì. E Tra l'altro Ravegi è il portiere, diciamo, in seconda, perché il portiere titolare era febbricitante, quindi però probabilmente anche avere Carlo in panchina dall'altra parte, poi lo sentiremo, insomma, un mostro sacro come Cupisti, insomma, che a chi piace il ruolo del portiere penso sia uno dei tre portieri da prendere come riferimento, no? sì, Cristi è stato veramente un gran portiere. Bene, io auguro invece che possa diventarlo anche te, perché stai dimostrando, stai facendo un campionato sicuramente importante. Come ha detto coach Zanfi, la Coppa Italia l'avete usata un po' per oliare i meccanismi, perché insomma non molti avevano giocato assieme. Che campionato vedremo di Montecchio? Con questo ti saluto. Spererei, anzi, un campionato fatto bene e niente, cercheremo di arrivare al massimo delle nostre prestazioni. Bene, io ti ringrazio, ti lascio andare a fare la doccia, grazie Carlo, alla prossima.